case di riposo, le strutture potranno effettuare ingressi di nuovi ospiti, consentire le visite dei familiari. Zaia sì alla commissione d'inchiesta. Il governatore annuncia anche per domani il piano Veneto da $500 miliardi per le imprese. Pago io la cassa integrazione che non arriva dallo Stato, il dramma di una piccola imprenditrice di Pieve di Soligo alle prese con la crisi innescata dal coronavirus. Non dormo la notte, a Zaia chiedo di essere più duro con Roma. Dopo 2 mesi e mezzo tornano a pagamenti parcheggi in centro a Treviso, ma per incentivare il commercio in città l'amministrazione ha previsto delle finestre gratuite. La polemica sugli assistenti civici, posizione chiara, quella del comune di Treviso, le parole del sindaco Mario Conte ieri sera a Ring. A causare la tragedia del Molinetto della Croda fu un errore umano. I partecipanti alla festa degli Omi sottovalutarono il rischio. Le motivazioni della sentenza con la quale la Corte d'Appello il 16 febbraio ha confermato l'assoluzione degli imputati. Brutale aggressione a Castelfranco Veneto, un 15enne minacciato con una bottiglia, derubato di bici e denaro. Indagine lampo dei carabinieri. Riapre un po' tutto, ma non l'ufficio postale di San Liberale a Treviso. Disagio per gli anziani. Dal comune fanno sapere di aver già formalmente chiesto a Poste di riattivare il servizio. Ha festeggiato oggi 101 anni, auguri, abbracci virtuali in videochiamata per Santa Cognato, ospite della casa di riposo di Roncade. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri notiziari. Il numero dei casi di coronavirus nella nostra regione continua ad aumentare, ma davvero timidamente. Oggi sono soltanto 2 i casi registrati di positività. Nelle ultime 12 ore non ci sono stati casi nel trevigiano. I casi che vi stiamo raccontando afferiscono alle strutture sanitarie di Venezia e del Bellunese. Ci sono stati 3 morti in tutto il Veneto e un paziente è deceduto all'ospedale di Vittorio Veneto. Continuano ad essere confortanti anche i numeri che arrivano dalle terapie intensive. Attualmente nelle strutture sanitarie della Marca Trevigiana non ci sono pazienti positivi ricoverati in terapia intensiva. C'è un paziente attualmente positivo però in area non critica presso l'ospedale di Treviso. Numeri dunque davvero confortanti che stanno facendo prendere delle decisioni importanti al presidente Luca Zaia. Una di queste è stata annunciata oggi a margine della conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile, ovvero quella di riaprire le case di riposo a nuovi ospiti ma anche alle visite ai familiari. Un'altra linea guida importante, approvata e quindi per noi è pronti via è questione di ore, perché l'assessore Lanzarin ha già scritto ai direttori generali, sono le nuove prese in carico e gli accessi alle case di riposo, alle RSA. Case di riposo, strutture per disabili, centri diurni per anziani non autosufficienti, centri di salute mentale o di cura delle dipendenze, in una parola strutture residenziali extraospedaliere. Anche per loro si entra nella fase 2, una riapertura fortemente attesa non solo dai parenti di chi ospitano, il lockdown risale all'8 marzo, ma anche per l'ingresso di nuovi ospiti o le loro riammissioni. Ormai abbiamo poche realtà con ancora focolaio interno e vogliamo andare verso la pulizia totale. Ovvio che chi ha ancora dei focolai, immagino che l'ultima roba che possa fare è quello di aprire e far entrare qualcuno finché la situazione non si sarà stabilizzata. Le linee guida per i nuovi ospiti prevedono un isolamento di 14 giorni preceduti e seguiti da un tampone. Per i visitatori, controllo della temperatura, compilazione di un questionario sugli ultimi 14 giorni e ingressi scaglionati su prenotazione e ad orario limitato. Chiediamo che, se possibile, gli incontri vengano fatti all'aperto, se possibile chiaramente compatibilmente con le condizioni degli ospiti e dei pazienti, oppure di individuare dei idonei locali separati. E prevediamo 2 modalità. Le modalità sono quelle dell'incontro tramite plexiglass vetro, oppure per avere incontri più riavvicinati con la visiera e la mascherina FP2 senza filtro. In Veneto ci sono circa 330 case di riposo con 30.000 ospiti e altrettanti operatori. Il 75% delle strutture non ha registrato contagi da Covid-19, ma laddove è entrato il coronavirus ha provocato più di 600 morti sui quasi 1.900 registrati in Veneto. Zaia condivide al proposito l'attivazione di una commissione d'inchiesta in Consiglio regionale. Che non ci sia qualcuno che si permette di dire che ci sia una minima esitazione da parte mia o da parte del gruppo. Noi abbiamo io ho solo sollevato un tema, che è quello che la Commissione si mette in rete con le procure.
Dal punto di vista economico, invece, il lockdown del coronavirus è costato al Veneto la perdita di 65.000 posti di lavoro. La Regione stanzierà a breve un fondo a favore delle imprese. Con soldi veri, risorse vere per le nostre imprese. Non basta, ma aiuta. È sempre mezzo miliardo per una regione che è l'unica in Italia che non applica tasse. Lo so che voi lo sapete, ma io lo voglio ricordare ai veneti, che magari qualcuno si sia distratto. Noi non preleviamo da 10 anni nelle tasche dei veneti 1.179 milioni di euro all'anno. E di case di riposo continuiamo a parlare, ma non con il tema del coronavirus. Torniamo a parlare di Claudia Augusta, la casa di riposo di Casale sul Sile. Dopo il sequestro di ieri è in corso il trasferimento dei 29 anziani che erano ospiti della struttura. Home Claudia Augusta, la struttura per anziani di Casale sul Sile, all'attenzione dei carabinieri del NAS dallo scorso dicembre, ora deve essere sgomberata. Lo dispone il provvedimento di sequestro del GIP ed ora la palla passa nelle mani del sindaco, cui l'immobile è stato affidato in custodia e che dovrà attuare il decreto del tribunale. Prevede chiaramente anche lo sgombero della struttura, in quanto non ci sono i certificati di prevenzione incendi e chiaramente non risulta una casa per vacanze, bensì ha tutte le caratteristiche di una casa di riposo, che non lo è in quanto non è assolutamente accreditata presso la Regione, quindi con le normative della legge 22 del 2002. Questa mattina nella struttura c'è stato il sopralluogo con un medico dell'ULSS 2 per verificare lo stato di salute dei 29 anziani ospiti. Fortunatamente non sono state riscontrate particolari criticità. Prossimo passo la stesura, in accordo con l'azienda sanitaria, del cronoprogramma per il trasferimento degli anziani in altre case di riposo che possano accoglierli. Oggi la Regione ha emanato le indicazioni per queste strutture residenziali, quindi le RSA che sono certificate possono ricevere dei nuovi ospiti, quindi adesso ci attiveremo. Sicuramente bisognerà, sempre in sinergia con l'ULSS 2, con il dottor Sforzi, dovremo pianificare i tamponi, perché giustamente se si trasferiscono delle persone bisogna far sì che ci siano i tamponi e che siano negativi. E dopodiché chiaramente avremo una lista che ci fornirà l'ULSS 2 di strutture che possano ospitare, accogliere questi nuovi ospiti. Election Day in arrivo, probabilmente si andrà a votare il 20 settembre prossimo. La data è arrivata dopo una riunione tra il Premier Conte con i capi delegazione della maggioranza, il sottosegretario alla Presidenza Fraccaro, la ministra all'Interno Lamborghese e il ministro degli Affari Regionali Boccia. Stessa data quindi per le regionali, ma anche per le comunali e il referendum sul taglio dei parlamentari. Il sottosegretario all'Interno Variati ha dichiarato le date del 20 e 21 per un possibile ritorno al voto sono l'ipotesi al momento più probabile, ma ancora non è stato raggiunto un accordo con le regioni. Il Veneto, come più volte ribadito dal presidente Zaia, vorrebbe anticipare. A livello parlamentare però il centrodestra vorrebbe posticipare al 27 di settembre. Ed ora vi raccontiamo la storia di un'imprenditrice che denuncia l'aggravamento della situazione economica, le tasse che sono arrivate puntuali, la difficoltà di accesso al credito, le commesse che non arrivano, ma soprattutto non arriva la cassa integrazione per i suoi dipendenti. I miei ragazzi non hanno ricevuto €1 di cassa integrazione e tutte le mattine mi chiedono ma noi i soldi quando li riceveremo? Io a loro cosa dico? Ma è vero che sta pensando di dargli lei i soldi? Sì, assolutamente, perché questi ragazzi devono mangiare, hanno tutti famiglia. E questa è l'amara soluzione che ha intenzione di prendere questa imprenditrice del settore vetro arredo, punta di un iceberg di crisi che sta emergendo col diradarsi del contagio. Siamo a Pieve di Solivo, cuore del quartiere del Piave e del nord-est produttivo, almeno fino allo scorso febbraio. Ho tutti bravi ragazzi, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo tirato su un'azienda che nel 2013 era in grosse difficoltà. Eravamo in 3, siamo in 10. Io adesso di notte non dormo, il mio pensiero più grande va a loro, intanto, e dopo al futuro di tutti, anche al mio. Perché Lorena non vuole mollare, anche se dopo un primo accenno positivo ora i segnali tutti intorno sono drammatici. La sensazione è che non c'è lavoro. Io ho già ricevuto le prime comunicazioni che la prossima settimana grandi gruppi della zona rimarranno chiusi tutta la settimana. Questo non è un buon segnale. Però non era partita così il 4 maggio. No, non era partita così perché ovviamente avevamo gli ordini che avevamo lasciato sospesi prima della chiusura. Infatti quando siamo rientrati
a me sembrava tutto normale, ho detto beh, qua non è successo niente. È andato così per 10 giorni, adesso il telefono suona pochissimo, ordini ne arrivano pochi. Giugno, luglio per noi erano mesi caldi, qua non ci sono prospettive di lavoro. Bollette e tasse invece non si sono fermate. Sono arrivate regolarmente, io l'unico aiuto che ho ricevuto, ci tengo a dirlo, è stato il proprietario dell'immobile che ci ha sospeso l'affitto. Lorena si è rivolta ad Antena 3 per lanciare un appello al governatore del Veneto e non solo. Siccome io ovviamente non mi posso rivolgere direttamente al governo perché nessuno mi ascolta, Luca Zaia lo può fare, è stato un po' l'uomo chiave in questo periodo. Che faccia la voce grossa col governo, abbiamo bisogno di soldi. E a proposito di saldi, allora la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di posticipare l'avvio dei saldi al 1° di agosto, consentendo al tempo stesso in via straordinaria, in deroga alla normativa regionale, lo svolgimento delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, quindi dal 1° di luglio. Un'ottima notizia, ha commentato il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertina, l'estate può diventare un momento di svolta, soprattutto se il meteo ci sarà favorevole, mentre ci troviamo ad un bivio: o rilanciamo il settore, il mercato con decisione, oppure rischiamo di non farcela. Adesso andiamo in centro storico. Dopo 2 mesi e mezzo tornano a pagamento i parcheggi in centro a Treviso, ma il sindaco, per incentivare ovviamente il commercio, ha previsto delle finestre gratuite. I parcheggi del centro storico di Treviso, gli stalli blu, dal lunedì prossimo 1° giugno torneranno a pagamento dopo oltre 2 mesi di stop. Ma non del tutto. Per incentivare la sosta in città, Cassugana ha deciso di prevedere delle finestre libere. Abbiamo voluto sostenere il nostro tessuto economico inserendo delle fasce orarie nel corso della settimana in cui i parcheggi continueranno ad essere gratuiti, in modo particolare il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20, al fine di far sì che questa seconda fase possa anche coincidere con una ripresa alla frequentazione della città. Provvedimento che resterà in vigore fino al 31 dicembre e che è stato concordato con il mondo del commercio. Sono dei giorni che sono stati identificati con le categorie come quei giorni che potevano avere necessità di un sostegno sulla gratuità del parcheggio. La scelta di giorni e orari consentirà comunque ai residenti di trovare spazi liberi, per tutti però vale un avvertimento. Avere parcheggi liberi non significa libertà di parcheggiare dove si vuole. Sempre dal 1° giugno verranno riattivati anche i varchi elettronici delle ZTL, identiche modalità di prima anche in via Manin e San Francesco, dove le limitazioni valgono solo dalle 22 alle 6 e nelle 24 ore del sabato e della domenica. Formula questa che potrebbe essere estesa, secondo De Checchi, anche a eventuali future nuove zone a traffico limitato. Infine una notizia che riguarda il Terraglio Est. La Regione, promotrice dell'opera, ha depositato il progetto in comune. Adesso speriamo che si possa andare avanti rapidamente verso la fase esecutiva. Io sono dell'idea che tutte le infrastrutture portino degli elementi positivi per il territorio. L'importante è che queste strutture siano il meno invasive possibili per il contesto che le ospita. C'è una novità nella riunione tra i capi delegazione della maggioranza nel corso della giornata di oggi. Dovrebbe essere arrivato il via libera alla presenza degli assistenti civici sul territorio. Questa è un'ultima ora che vi leggo esattamente in questo momento. Tra i compiti affidati, si legge nell'ANSA, ai 60.000 volontari, esclusa la sorveglianza della movida, ci saranno tra gli altri la consegna della spesa agli anziani, delle medicine a chi non può andarle ad acquistare, l'aiuto nel contingentare gli ingressi ai parchi e alle chiese. E ieri è stata dura e chiara la posizione del sindaco di Treviso Mario Conte, ospite a Ring, proprio sulla figura degli assistenti civici. A Treviso non verranno utilizzati di sicuro per andare fuori dai locali a richiamare le persone, anche perché quello è un compito eventualmente che devono fare le forze dell'ordine qualora se ne ravveda la necessità. Se proprio queste persone devono essere utilizzate nei territori, credo che non debbano esserci vincoli di utilizzo e potrebbero andare a rinforzare quella rete di volontariato che è stata tanto utile in questa prima e seconda fase dell'emergenza coronavirus, che tra l'altro è stato uno degli elementi chiavi che ci ha fatto uscire proprio dall'emergenza per primi, è stato proprio il volontariato. Francamente immaginare che ci siano delle persone con la casacca blu che quindi sono anche identificate in un momento di loro difficoltà perché hanno percepito il reddito di cittadinanza, devono mettersi la casacca blu e devono postarsi
fuori dai locali a richiamare le persone e quindi a sostituirsi alle forze dell'ordine in quello che è un servizio anche delicato per le eventuali tensioni che potrebbero crearsi, io credo che cioè non ho capito, qui lei non li rifiuta, nel senso, se vengono messi a disposizione del Comune di Treviso lei non li rifiuta, ma li impiegherebbe per altro, però in realtà vengono studiati per questo. Io non ne sento la necessità, anche perché ringrazio i miei cittadini e ringrazio i titolari dei bar, dei locali, dei ristoranti, perché si sono attrezzati tra l'altro con degli steward. Ecco, questo è il passaggio del sindaco Mario Conte, l'ultima ora ve l'ho letta esattamente in questo momento, è specificato che il ruolo degli assistenti civici non sarà quello di controllare gli accessi in bar e ristoranti per la Movida, ma insomma pare in parchi e in altri luoghi per evitare assembramenti, ma queste insomma sono le prime indiscrezioni che arrivano dall'incontro tra i capi delegazione. Adesso invece andiamo a San Liberale, quartiere di Treviso. Ha riaperto tutto ormai nel Trevigiano, ma non l'ufficio postale di San Liberale. Molti disagi per gli anziani, il Comune ha già chiesto formalmente l'apertura del servizio. Per me è un problema per davvero, perché abito qua. Non sono buona a camminare, vado a mia pensione e pagare i bolleti. Ufficio postale del popoloso quartiere di San Liberale a Treviso ancora chiuso, un disagio soprattutto per gli anziani che a fine mese devono ritirare la pensione, ma anche per chi qui, come dai quartieri vicini, Monigo, San Paolo, lo utilizzava anche solo per pagare le bollette. Dal 4 maggio la gran parte degli uffici di Poste Italiane ha riaperto, anche se con orario ridotto. A San Liberale è tutto chiuso dal 12 marzo, come si legge ancora sulla porta. Per alcuni non è un problema. Faccio una bella camminata o su un altro. No, ma pensavo avessero riaperto io anche, niente, non importa, dai. Ma per la maggioranza dei residenti spostarsi a Santa Bona o a Borgo Cavour è un disagio. Questo era molto importante per noi, per tutta la zona. Sì, là si legge che insomma bisogna andare in altre parti, però non trovo giusto, guarda, insomma si svuota tutto qua un po' alla volta. Questo è quanto, sono arrabbiato. Sono andato adesso a pagare da tabaccaio. Ci sono delle persone anziane che hanno dei problemi, che non sapevano che con il libretto potevano andare sull'altra posta, sono a piedi e non sanno come fare per prelevare, per fare la spesa, quello che è. Ed è una difficoltà per tutto il quartiere, insomma, sì. Dovremmo stare tutti quanti in piazza dei signori, sia il comune. Il sindaco Conte annuncia di essersi già mosso. Io ho formalmente richiesto la riapertura dell'ufficio postale di San Liberale, perché è un centro postale che serve più quartieri e tra l'altro ci sono anche molti anziani che appunto fanno affidamento a quel punto importante di servizio, e quindi adesso solleciterò appunto la riapertura, ma è già stata formalmente richiesta. Da Poste Italiane fanno sapere che progressivamente tutti gli uffici riapriranno, ma è necessario garantire la sicurezza sia di chi ci lavora che di chi ne usufruisce. Per quello di San Liberale dicono ancora non c'è una data, anche se da Poste garantiscono che non c'è alcun piano di chiusura definitiva di questo o altri uffici. Adesso ci spostiamo a Refrontolo, torniamo a quella sera del 2 agosto del 2014 perché è arrivata una sentenza a causare la tragedia del Molinetto della Croda. La sera del 2 agosto a Refrontolo fu un errore umano consistito da parte dei partecipanti alla festa degli Omi nell'aver sottovalutato il rischio che il progressivo allagamento del tendone doveva far intuire. Nelle motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Venezia il 16 febbraio ha confermato le assoluzioni di Walter Scapol, presidente della Proloco, e dei 3 tecnici finiti a processo con l'accusa di disastro colposo, viene ribadita la tesi con cui i 4 erano stati sollevati di ogni responsabilità in primo grado. Quella tragica notte la violenta tracimazione del torrente Lierza e il crollo del capannone utilizzato per la festa causarono 4 vittime: Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin. Secondo i giudici, chi esitò ad andarsene non comprese ciò che stava accadendo e questo causò il drammatico epilogo. La cronaca, andiamo subito a Castelfranco, brutale aggressione nella serata di lunedì a Castelfranco Veneto, un 15enne è stato rapinato, indagine lampo dei carabinieri che hanno subito trovato i colpevoli.
Operazione Lampo dei Carabinieri di Castelfranco Veneto che hanno arrestato una banda composta da 4 ragazzini. È accaduto lunedì sera a Castelfranco. Un giovane di appena 15 anni è stato sorpreso alle spalle aggredito con una bottiglia di vetro. Siamo in via Ospedale. La baby gang, composta da 4 ragazzini, solo uno maggiorenne evidentemente lo stava seguendo. Lo ha colto di spalle e dopo averlo accerchiato ha tentato di derubarlo. All'improvviso è stato sorpreso da 4 sconosciuti che lo hanno bloccato fisicamente e spintonandolo sono riusciti a sottrargli la bicicletta e una piccola somma di denaro che custodiva all'interno delle tasche. Fortunatamente la vittima non ha riportato lesioni. Il 15enne è riuscito a liberarsi cedendo il portafoglio, la bicicletta, è scappato. Una volta a casa con il papà ha chiamato i carabinieri che prontamente si sono mossi sul territorio con 3 squadre. 3 equipaggi della compagnia di Castelfranco Veneto sono riusciti a rintracciare in Borgo Pieve, prossimità della stazione ferroviaria, i 4 in fuga, che sono stati bloccati attraverso un intervento congiunto e sono risultati in possesso sia della bicicletta sottratta che dei soldi poco prima asportati al 15enne. Tutti e 4 sono residenti nell'area della Castellana. Bici e denaro sono stati recuperati e restituiti al ragazzo, sotto shock per l'accaduto. Stavano cercando di raggiungere la stazione. Ora per il 18enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre i 3 minori sono in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. E sono gravi le condizioni di un 47enne operaio moldavo residente a Pianiga, dipendente di una ditta di Campo San Piero, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Vittorio Veneto. L'operaio stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione ad un garage di un'abitazione privata quando è scivolato da una scala sbattendo la testa. È stato soccorso dai colleghi che hanno subito lanciato l'allarme al SUEM, trasferito in elicottero al Cafoncello, si trova ricoverato in prognosi riservata. Pochi secondi di pubblicità e poi ancora le notizie. Eccoci ben ritrovati, adesso ci spostiamo in mezzo al verde, andiamo al parco di Villa Manin per vedere come sono state accolte le riaperture dei parchi, ma soprattutto la possibilità di accedere alle giostrine. Per loro chiusi in casa, sì, anche se hanno i giochi in casa, però all'aperto è tutta un'altra cosa e si sfogano meglio. Finalmente aperti, parchi, accessibili le giostrine, ma il primo approccio di genitori e nonni a questa normalità faticosamente riconquistata è stato timido. Non c'è stato infatti tra ieri e oggi nessun assalto al verde, nessuna coda alle altalene, anzi. Eppure era uno dei passaggi più attesi dell'ordinanza del presidente Zaia in Veneto. Serve sì, se no non sa cosa fare. Si diverte anche il noi. Stare con mio nipote è sempre un piacere. Nonni che hanno dovuto attendere più di 2 mesi per vedere i nipoti in sicurezza e bambini che, se finalmente hanno ritrovato gli abbracci, continuano, soprattutto i più piccoli, a far fatica a comprendere il significato di quella mascherina che copre il volto dei loro amati nonni. No, non si toglie la mascherina, amore, non si può. È un modo nuovo di rivivere la socialità, a parte che con sua cugina, ma di uscire di casa e di riscoprire piano piano comunque una normalità. Anche perché hanno aperto i locali, era un paradosso tenere chiuso poi i giochi per i bambini. E proprio domani tutti i sindaci dell'ULSS 2 si ritroveranno in conferenza per fare il punto sull'apertura dei centri estivi, perché le domande delle famiglie ad oggi non hanno ancora avuto risposta. Nonostante sia stata fissata la data del 1° giugno per la loro riapertura, saranno pochissimi nidi e materne in grado di garantire il servizio. Ad oggi, 26 maggio, la maggior parte delle strutture non ha inviato alcuna comunicazione alle famiglie. Non sono stati molto considerati, secondo me, soprattutto fascia 06. Siamo diventati anche noi, anche se piccoli, un po' i loro maestri, quindi inventandoci attività didattiche con quello che potevamo. Ed ora Montebelluna, da domani il mercato tornerà ad avere tutte le bancherelle come era una volta, ad avere una prova del 9 per esercenti e utenti. 10° posto sarà piazza Jean Monnet con la via Garibaldi, così come sarà potenziata l'area delle 10 Martiri. Una piazza in più e una gestione più attenta di spazi tra i banchi. E questa è la rivoluzione Covid al mercato di Montebelluna. Domani riprenderà con tutti i suoi banchi, ma con regole nuove sia per commercianti che, e forse soprattutto, per i cittadini. Ci saranno dei varchi che saranno sottoposti a controllo, altri verranno chiusi, il numero di bancherelle sarà distribuito su superfici più ampie, già prima erano
9 i posti impiegati, adesso saliranno a 10 e faremo in modo che vi sia una distanziazione fra le stesse bancarelle e abbiamo investito della responsabilità gli stessi operatori commerciali di gestire i loro clienti. Abbiamo concordato con Ascom e Confesercenti che peraltro anche le superfici espositive vengano leggermente ridotte in modo da consentire di tenere le distanze fra l'una e l'altra bancarella. L'obiettivo è soprattutto distanziamenti adeguati verificati piazza per piazza. Avremo un servizio d'ordine a presidiare la situazione e pronto a intervenire per diradare la gente se qualcuno non dovesse rispettare le regole, ma io confido che tutti i concittadini vogliano cogliere questa occasione per tornare a vivere il mercato nel rispetto delle regole. Altra variazione riguarda le bancarelle nell'area 10 Martiri. Abbiamo già portato lì tutte le bancarelle degli alimentari e lì rimarranno in modo che ci sia più spazio nelle altre piazze, in modo da consentire alle altre bancarelle di avere una distanziazione. E siccome Montebelluna nasce come città mercantile, nonostante i limiti, tutte le piazze saranno comunque collegate in un unico percorso. È chiaro che i varchi sono numerosi. Noi andremo a chiudere alcuni accessi, ne abbiamo circa una quarantina. Altri saranno sorvegliati. In ogni caso ci sarà il controllo sulla quantità dei flussi. E poi c'è anche la responsabilità dei cittadini e, ripeto, degli esercenti. Tutti devono capire che devono essere rispettate le regole. La polizia locale circolerà all'interno del mercato e se qualcuno sgarrerà si prenderà la multa, che peraltro è pesantissima. Andiamo ora tra le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, perché questa sera il Consorzio Superiore è chiamato a stabilire quale deve essere la produzione per ettaro dei vigneti eroici. Un consiglio di amministrazione che si annuncia molto caldo. Sentite perché. Per quanto riguarda le rese per ettaro, questa sera abbiamo un CDA e ne parleremo. Dobbiamo trovare una soluzione che sia equa per gli agricoltori. Si annuncia come un consiglio di amministrazione decisamente complicato quello di stasera per il Consorzio Superiore Conegliano Valdobbiadene, chiamato a decidere quanta sarà la produzione dell'annata 2020 sul territorio UNESCO e non solo. 120 quintali ettaro nel 2019 è la base sulla quale c'è una vera e propria guerra tra chi vorrebbe meno prodotto per tenere alto il prezzo e chi invece non ammette di abbassare la resa per ettaro rispetto alle ore lavoro, come sottolinea questa produttrice di Col San Martino. Noi lavoriamo dalle 600 alle 800-900 ore ettaro all'anno di lavoro puramente manuale. È evidente che questa situazione non può essere sostenibile, quindi una diminuzione di rese, come si sta parlando in questo momento, per le rive riconosciute UNESCO, che sono le rive più ripide, non è economicamente sostenibile. Ennesima guerra interna di un consorzio che ha bisogno di un profondo rinnovamento, l'analisi che arriva da più parti in causa. Bisogna rinascere e c'è bisogno di freschezza. Io parlo anche a nome di un po' delle nuove generazioni, c'è voglia di cambiare e di portare avanti quello che è il Conegliano Valdobbiadene. Siamo diventati da circa un anno ormai patrimonio dell'umanità e abbiamo bisogno di creare consapevolezza nel nostro consumatore, quindi c'è bisogno di un cambio. Ennesimo attacco al presidente uscente Innocente Nardi e qualcuno sostiene indirettamente anche alla Coldiretti per non aver gestito i rapporti all'interno del consorzio e tra il superiore e il DOC, con risultati che presto potrebbero anche modificare il paesaggio UNESCO. Che conseguenza potrebbe esserci se si dovesse andare avanti sul tema della minore resa, che la gente molla le colline? Sicuramente troveremo dei rovi al posto delle viti. È vero che già qualcuno ha cominciato a mollare? Allora, ci sono dei ragionamenti in corso, non posso nasconderli come sindaco, di qualcuno che mi ha detto non mi conviene più piantare o non mi conviene più ricambiare, rimpiantare un nuovo vigneto proprio per questi motivi qua. Io penso che questa sia una sconfitta per tutti. Ha festeggiato oggi 101 anni Santa Cagnato, ospite della casa di riposo di Roncade, una festa particolare in tempo di Covid, ma per fortuna le videochiamate hanno aiutato. Santa, quanti sei sto anno? Quanti sono oggi, Santa? 101! Mamma mia, che traguardo! Sai quando ti vediamo? Guardi, non avrei mai creduto tutto quello che ho passato di arrivare a questa età.
Auguri in videochiamata per Santa Cagnato, 101 candeline spente oggi alla casa di riposo città di Roncade. A mandarle un abbraccio virtuale il sindaco Pieranna Zottarelli. Un sorriso che rallegra ed una memoria di ferro. Nonna Santa ricorda ogni momento della sua lunga vita. Nata a Roncade subito dopo la prima guerra mondiale, Santa si sposò con Vittorio nel 1943 in piena guerra. Il ricordo della dote cucita grazie al filo donato da un maresciallo. Per farmi il corretto di toppa ho dovuto un maresciallo dell'aeronautica mi ha passato il filo per cucire. E poi il ricordo della vigilia delle nozze con il marito che deve partire per il fronte. Perché ero rimasta incinta con la ragazza, perché ha detto voglio un figlio se muoio, voglio lasciare il mio sangue. Fortunatamente Vittorio tornò e, trasferitisi a Biancade, ebbero altri 3 figli. Una vita lunga e piena quella di Santa, con momenti difficili, sacrifici, ma anche molte gioie. Non ha potuto abbracciare figli e nipoti oggi, come impongono le norme anticontagio, ma nonostante la lontananza forzata dai propri cari, Santa non si è persa d'animo. Tutti mi vogliono bene, tutti mi accettano bene. Grazie a tutti. Ed ora le notizie da Belluno. Andiamo ad Agordo, sono cencenighe a Gordino, sono sfumate le speranze di trovare in vita Carlo Manfroi, il corpo del 63enne di Cencenighe a Gordino uscito sabato per una passeggiata, come d'abitudine non è più rientrato, è stato individuato poco dopo mezzogiorno in un dirupo da una squadra del soccorso alpino di Agordo e della Guardia di Finanza che stava effettuando delle calate a valle nella direzione indicata dai cani molecolari. Numerosi messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia da tutto il bellunese. Carlo Manfroi, ex dipendente di Luxottica, era molto conosciuto in provincia per essere stato il portiere del Belluno di Serie C e poi allenatore e protagonista di molti tornei. Una decisione sofferta ma inevitabile. 5 giorni dopo la riapertura dei locali, l'Osteria Alpino Damaella ha deciso di tenere chiuso nelle serate del weekend. La titolare, difficile dopo 2 mesi e mezzo tenere i giovani, urgono regole chiare e modalità concordate per tutti. C'è amarezza ma al tempo stesso la volontà di lanciare un messaggio educativo coerente con le norme dietro la decisione dei titolari dell'Osteria Alpino, a pochi passi dalla cinquecentesca piazza del Borgo di Melle, di chiudere il proprio locale nelle serate dei fine settimana a pochi giorni dalla ripresa dell'attività. Abbiamo preferito fare in questo modo, in attesa di ordinanze o spiegazioni più chiare da parte degli enti più competenti di noi, perché il nostro sforzo è individuale, soggettivo, rispettando le regole dell'ordinanza di Zaia e delle disposizioni del governo. Però più di così non possiamo fare. Una decisione maturata dopo un venerdì di fuoco passato a sollecitare i giovani a rispettare le regole del distanziamento, ci dice Lucia. Sabato la scelta sofferta, comunicata su Facebook dal marito Fabio Scarton, sono in Magonà, ha scritto, per rafforzare il significato di una soluzione ragionata a fronte di una situazione ingestibile. Stiamo aspettando che qualcuno ci aiuti a dare, non le chiamiamo imposizioni, no, delle regole uguali per tutti. Regole chiare per tutti per evitare di correre il rischio di incorrere in sanzioni che suonerebbero come una beffa dopo il doppio sacrificio, la chiusura prima, la riapertura responsabile poi. I ragazzi soprattutto che hanno bisogno di unirsi, di far festa e così, non trovano aperto qui, che il nostro locale dà la possibilità, seduti all'interno e all'esterno per 50 persone, e sono tanti, vanno da un'altra parte e l'assembramento succede lì. È un assembramento che per noi vuol dire rendimi sicuro e io ti rendo sicuro. Tenere i ragazzi è e sarà compito arduo, visto l'annullamento di tutte le occasioni estive di svago che davano la possibilità alla moltitudine di giovani, meno giovani e turisti di frequentare posti all'aperto. Se questi si riverseranno nei bar, per i gestori sarà un problema. Bisognerà trovare delle modalità, secondo me, concordate, per esempio tutti gli esercenti che concordano una chiusura, uguale per tutti. Tutti gli esercenti che stabiliscono che consumi solo seduti, ma che siamo tutti coerenti con questo, altrimenti i giovani, ne sappiamo bene, ci giocano sull'incoerenza degli altri, ma non facciamo bella figura a nessuno, insomma.
Basta rimpalli tra Regione e Comune di Belluno, stiamo parlando del rilancio del Nevegal. I consiglieri regionali e comunali del PD, Fracasso e Pigozzo, Dalfarra e Bello, chiedono di attivare gli impianti di risalita già dalle prossime settimane per assicurare l'accessibilità ai rifugi del Colle. Dopo i fondi staziati con l'ultima variazione di bilancio a Palazzo Ferrofini, la strada dovrebbe essere già segnata, scrivono in una nota, ed è quindi il momento di scoprire le carte in tavola per non dare false illusioni, ma una prospettiva certa agli operatori. In Regione è in corso di esame un progetto di legge che prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dei comprensori sciistici. A fare da apripista sarà il comprensorio sciistico del Nevegal, ma se il Comune di Belluno non riacquisirà la proprietà degli impianti per il Colle, il destino è già segnato. Ed ora Feltre con la maratona di lettura 2020, edizione interamente online, davvero un successo. Ricordo come fosse ora il colonnello, il comandante provinciale dei Carabinieri, nella cui caserma stavo svolgendo quell'atto investigativo assieme appunto a dei Carabinieri, che entrò nella stanza e mi disse proprio, cioè, hanno ucciso il dottor Falcone, proprio testualmente così, con questa espressione anche un po' burocratica, ma carica di commozione. Una sequenza di memorie tratte dall'esperienza e dal ricordo personale del 23 maggio 1992, giorno che segnò la storia fra il prima e il dopo quell'estate. Gianrico Carofiglio, allora giovane magistrato alla DDA di Bari, ma già con servizio di scorta, ha esordito così nell'incontro clou della maratona di lettura di Feltre, coinciso con l'anniversario della strage di Capaci. Una maratona con numeri da record, 24 appuntamenti disseminati nell'arco di una settimana, 8 ospiti di livello nazionale ed internazionale che hanno coinvolto un pubblico sulla piattaforma digitale di oltre 3.000 persone e poi 400 avvocati che hanno partecipato agli incontri con Gherardo Colombo e Gabrio Forti, oltre 124.000 persone raggiunte attraverso Facebook e quasi 18.000 attraverso Instagram, per un successo social perfino inatteso. La maratona è nata in un contesto particolarmente difficile, quello del Covid, che ci ha imposto di cambiarne la formula originaria e quindi di non poter più proporre dal vivo gli interventi. È stata realizzata online, è stata vista da diverse migliaia di persone da tutta Italia, dall'estero. L'incontro con Gianrico Carofiglio rimarrà negli annali della manifestazione per i contenuti di grande attualità e non soltanto culturale. In questo paese, ha detto lo scrittore ed ex magistrato, è stato combattuto il crimine organizzato più pericoloso, senza scorciatoie. Dovremmo ricordarcelo più spesso ed esserne orgogliosi. La prima edizione online della maratona di lettura, a causa delle restrizioni imposte dall'epidemia agli incontri pubblici, va in archivio con un risultato importante. Da qui si parte per l'organizzazione dell'evento per il 2021, che valuta di tenere la doppia formula, che potrà essere una straordinaria occasione di coinvolgimento e di promozione dell'immagine della città a livello nazionale e internazionale. Ora siamo alla rubrica Bimbi in TV. Questa sera vi facciamo vedere i video di Beatrice, Isabel di Nervesa, Mattia da Chions e Simone e Federico. Dai. Il nonno sta facendo un video, siamo qua per ballare. Numero 1, Isa. Vai là. Grazie, abbasso il coronavirus. Viva la musica! Allora continuate a mandare i vostri video, utilizzate il numero di telefono che vedete in questo momento, mandate i video possibilmente in orizzontale al 351 17 55 340. Vi lascio alle previsioni del tempo, è tutto per questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordo l'edizione straordinaria dalle 20 alle 21. A dopo, arrivederci. Bentrovati al Meteo.
È sempre l'alta pressione a determinare condizioni meteorologiche stabili, dunque bel tempo sul nostro territorio e clima molto gradevole. Il dettaglio di mercoledì 27 maggio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque, non sono attese piogge degne di nota e protagonista della giornata sarà il sole. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi tra i 21 e i 25 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento, vedete un po' dappertutto, anche qui non sono previste precipitazioni. Temperature minime fino a 14 gradi, massime invece tra i 23 e i 24 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui prosegue il bel tempo con tanto sole e solo con qualche addensamento sui settori settentrionali della regione, ma senza conseguenze. Temperature minime sui 10-12 gradi, massime invece fino a 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.